Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Waiu! Obiettivo 8K entro la fine dell'anno. Sta tutto in mano a voi, quindi forza, forza, forza. Non vi costa nulla, ragazzi, non vi costa nulla, anzi, non vi chiedo né abbonamenti né questo. Dovete solo iscrivervi al canale che non vi costa nulla. E ragazzi, il tasto like e il commento sono fondamentali, perché la notizia che sta uscendo in queste ore sarebbe clamorosa, sarebbe veramente clamoroso. Uh, Parliamo di Conte e del possibile calciomercato che il Napoli farà proprio con Antonio Conte. Allora, ai microfoni di Radio CRC è intervenuto Gerardo Fasano, giornalista esperto di mercato, che ha rivelato una notizia incredibile per i tifosi del Napoli. Vi do subito una notizia in esclusiva, dice: Antonio Conte è ormai vicinissimo alla panchina del Napoli. E non è la prima volta che lo sentiamo, ragazzi, lo sapete tutti gli aggiornamenti che vi porto ogni 2-3 giorni quando si parla degli allenatori, quando soprattutto si parla di Conte. Il calciomercato naturalmente ne parliamo tutti i giorni e quindi sono euforico, siamo euforici, diciamo così. Nelle ultime ore Conte si è avvicinato ulteriormente al Napoli. A meno di impreviste e clamorose offerte per il tecnico, il leccese siederà sulla panchina del Napoli all'80%. Sarà lui il nuovo mister, virgolettato. Dopo la disfatta del Napoli a Torino 3-0, lasciamo perdere che quella fu una partita veramente disastrosa. De Laurentiis chiese un incontro a Conte e Conte, se non erro, era presente a quel Torino-Napoli 3-0. Nel corso del summit il patron propose al mister di approdare subito a Napoli. Conte ribadì di non avere intenzione di arrivare a stagione in corso, e questo già lo sapevamo tutti, ragazzi, ma avrebbe trovato un preaccordo in vista della prossima stagione. L'allenatore ha chiesto 5 nomi importanti. Io non so se aprire la finestra per far volare via queste stronzate che stai dicendo, però io ve la riporto la notizia così com'è. Primo nome, Skriniar. Che sì. Che anche lì. Amrabat, che forse è quello lì che non mi soddisfa più. Scamacca, che come già detto Scamacca sta facendo meglio di Osimhen, quindi lasciamo perdere, anzi andatevi a recuperare il gol di ieri per il 2-1 dell'Atalanta. Una magia incredibile, Scamacca sta facendo cose incredibili, Peccato che io ho una formazione di merda al fantacalcio, mi salva solo lui, però non ce la faccio, sono ultimo degli ultimi. Quindi questo fantacalcio ho perso 100 euro, ma vabbè, si fa per divertirsi il fantacalcio. E l'ultimo dei nomi, forse quello più incredibile, che io ve ne ho parlato anche oggi nella community, Kim Min-jae. Sì, proprio quel Kim, ragazzi. Kim, che è uscita la notizia di Sky Sport DE, Sky Sport tedesco, sembra giunta a termine l'avventura dell'ex azzurro Kim al Bayern Monaco, fa sapere Sky Sport. Infatti il club bavarese è già pronto per l'arrivo di un nuovo difensore, il tedesco Jonathan Tah del Bayern Leverkusen. Allora, andiamo con molta calma, con molta... anche se il tempo è poco, però andiamo con calma. Se Conte... Madonna mia, lo faccio anche difficile dirlo questa cosa. Se Conte dovesse veramente arrivare a Napoli, e io ve già avevo parlato di Conte al Napoli in questi ultimi giorni, anche nella live di ieri ne abbiamo parlato, io vedo sempre Pioli un pochino più avanti per la panchina del Napoli, ho questa mia sensazione, poi posso sbagliarmi, questo lo sapete, io vi riporto le notizie per come sono e come ce le riportano, anzi se volete andare su Napoli, sul mio account Telegram, li trovate notizie H24 inerenti al Napoli. Dice Luca Marchetti di Sky Sport: il favorito per la panchina del Napoli è Antonio Conte, resta però un bel po' da discutere, altrimenti ci sarebbero già accordati. Pioli e Giampiero Gasperini sono i nomi su cui il Napoli sta ragionando, le idee non sono poche chiare, semplicemente si batte su più viste. Il quarto nome è quello di Vincenzo Italiano. Come già vi avevo detto, ragazzi, che ve l'ho detto ieri in live, e soprattutto grazie per la live di ieri, che abbiamo fatto il boom anche ieri in live, grazie veramente. E ecco, quello che potrebbe risuonare è questi 5 nomi fatti da questo giornalista, che c'è Kim fra tutti, e sapete tutti quanto noi tifosi del Napoli amiamo Kim,
per tutto quello che ha rappresentato per noi tifosi napoletani, il buon vecchio Kim Jae, se ritorna Kim, e togliamo Rachmani e vai a prendere Buongiorno, che oggi si parlava nuovamente di Buongiorno vicino al Napoli, no vicino, scusatemi, ho sbagliato perché sennò poi mi venite a dire che dico le stronzate, si è parlato di un Buongiorno in orbita Napoli, mettiamola così, che il Napoli sta facendo un summit anche per Buongiorno. E signori, le notizie sono tante, proprio inerenti al nuovo allenatore. Domani ore 15 ci sarà una live, proprio per parlare di questa cosa. Piccolo off topic, signori, è uscito Fallout 4, aggiornato per PS5. La volete vedere come serie insieme a Bully che se riesco devo iniziare a riregistrare nuovamente, perché sapete il file si è corrotto di qua e di là. Fatemi sapere nei commenti se volete la serie di Fallout, che secondo me la dovremmo portare in live perché è talmente lunga che ci vorrà mesi per finirla, però in live la potremo portare qualche volta. Tralasciando questo, continuiamo a parlare di Conte al Napoli, e un arrivo di Conte al Napoli darebbe speranze per la prossima stagione, e io già l'ho detto, con un possibile arrivo di Conte in Napoli, secondo me, a parte Scamacca, che è uscito questo nome di Scamacca, il Napoli potrebbe optare per portare Lukaku al Napoli, cambio di modulo, cambio di tutto, il Napoli si rifarà le ossa con Conte, e poi sappiamo com'è Conte, ho visto molti commenti dei tifosi milanisti che non vogliono Conte perché hanno detto il Pioli ha battuto Conte in Champions League o in Europa League, non mi ricordo, con il Tottenham, quindi prima di parlare di Conte al Milan stiamo attenti. Ma ragazzi, se Conte viene al Napoli noi di questi problemi non ce ne facciamo, caro mister Conte. Se vuoi venire a Napoli chiami a radio, ci mettiamo d'accordo, quanto vuoi, 8 milioni, i soldi ci sono per il calciomercato, quindi c'è tutto per fare bene a Napoli. Questo lo dobbiamo dire, ragazzi. C'è tutto per fare bene al Napoli. Vabbè. Poi, vinci... Io l'ho detto, se Conte viene a Napoli, giro di 2 anni, il Napoli deve lottare per lo scudetto. Non il prossimo anno, perché poi i giocatori si devono adattare al gioco di Conte, a tutto. Però, nel giro di 2 anni, il Napoli, quello che abbiamo qui nel petto, che poi quest'anno l'avrebbe tolta, ma non la tolgo fino a fine della stagione, tipo il coso qui sotto, iscriviti, o di qua, UHH, iscriviti, con il simbolo del tricolore, l'immagine del profilo andrà cambiata, va bene così, è giusto dare meriti a chi ha vinto lo scudetto. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti di questo possibile avvicinamento di Antonio Conte in orbita Napoli. Io spero che questa trattativa vada in porto, e che questo benedetto 4 maggio che uscirà il film sia la bomba con il sarò con te. Lasciamo perdere, sono mie fisse mentali. Fatemi sapere se volete una serie live, però quella la andremo a fare sul tardi, verso mezzanotte e mezza, per Fallout. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque, Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao grazie a tutti, perché in questo mese qui abbiamo fatto più di 400 iscritti. Grazie.